Al via ieri sera lo spettacolo Mamma Africa, organizzato dalla Questura di Agrigento per una serata di beneficenza che si è svolto al Teatro della Panoramica dei Templi, un evento in cui è stato anche proiettato un documentario dal titolo Casemo, siamo qui, un modo con cui i lampedusani parlano del loro posto con orgoglio e rassegnazione. La serata si è poi conclusa con un monologo di Luca Vullo, regista. La voce del corpo non ha confini, quello che contano sono i gesti. Durante la cerimonia anche letture di brani di Marilina Giaquinta e del questore Emanuele Ricifari. Un messaggio di conoscenza reale, conoscenza di un fenomeno che se non si vede con i propri occhi, dalla narrazione semplicemente di cronaca, per quanto ben fatta, e non sempre è ben fatta, non se ne colgono gli aspetti di umanità, non si riesce a entrare in empatia con la situazione non solo di chi arriva, ma anche di chi soccorre e anche di chi accoglie e anche della comunità che deve ricevere. E delle difficoltà che a questo si legano, per esempio quelle di comunicazione con queste persone, e allora la riflessione passa anche sul piano comunicativo. Cos'è che ha reso noi meridionali famosi nel mondo, in particolare noi siciliani? La gestualità. Ecco perché abbiamo pensato a Luca Vullo, che è l'ambasciatore della gestualità italiana e meridionale nel mondo. Quello che ho descritto nelle cose che proporrò stasera, e hanno visto una realtà che, ripeto, se non viene vista dal molo o dall'ingresso dell'hotspot, chiunque ne parla a vanvera. Per me è stato un momento magico per parlare di un lavoro particolare, che è quello di ambasciatore della gestualità italiana e siciliana nel mondo, che racconto ormai da tanti anni, ma anche un modo per dire che il corpo e la gestualità e la comunicazione non verbale travalicano ogni confine e quindi non ha nessun tipo di blocco o frontiera. Ed è quello che ho fatto stasera, parlando con un pubblico spettacolare in un contesto meraviglioso e ricco di storia, quella storia che poi ha forgiato anche la nostra comunicazione e la nostra gestualità, quella che ci ha portato ad essere così bravi nel comunicare. Al centro dell'evento i migranti, l'immigrazione. Assolutamente sì. Attualità. Il tema dell'emigrazione lo abbiamo affrontato sia con le letture bellissime che sono state fatte dal questore e dalla collega, ma anche con la proiezione di questo film che è Casemu, che ho realizzato con l'Università UCL di Londra a Lampedusa, per raccontare il punto di vista dei lampedusani, cioè come vivono loro tutto questo, al di fuori dei riflettori, al di fuori del giornalismo, no? D'assalto se vogliamo a volte, come vivono loro tutto questo nella quotidianità. E secondo me è stato un momento utile per vedere l'altra parte della medaglia e parlare di migrazione in modo più, se vogliamo, onesto e completo, perché spesso guardiamo solo una direzione e ne perdiamo un altro pezzo. Per me il messaggio chiaro di questo evento è che siamo tutti esseri umani e che dobbiamo fare il gesto giusto nei confronti degli altri, cioè quello dell'accogliere gli altri come fratelli e non come nemici, soprattutto in un momento di grande disagio e di difficoltà che affrontano le persone che poi spesso muoiono nelle nostre acque. La paura di vedere troppi tunisini in giro, troppi immigrati, o di non essere protetti, di non essere tutelati, tutte informazioni sbagliate. Questi ragazzi non fanno nulla dalla mattina alla sera, sono in giro, passeggiano nel corso principale della via Roma. Però in inverno sono tutti chiusi a casa, ne vendi 200, cioè vedi 200 ragazzi di colore e tutta la gente a casa, per cui destabilizza un po' il sistema.